Puntavano principalmente mezzi agricoli e rame. Il loro supermercato illegale era la miriade di aziende agricole presenti a nord-est per poi rivendere il tutto in Romania. I carabinieri della compagnia di Palmanova ha chiuso il cerchio su una banda individuata in 6 cittadini rumeni e 2 italiani, arrestati per una lunga serie di furti. Il primo errore che hanno commesso risale a qualche mese fa, a maggio, a San Giovanni alla Tisone, quando i militari riuscirono a individuare una delle loro auto cosiddette pulite, utilizzate per fuggire dopo un colpo. Successivamente sono iniziate delle indagini di pedinamento, di intercettazione che ci hanno permesso di identificare queste 8 persone che costituivano questa organizzazione criminale, che poi abbiamo accertato ha commesso parecchi furti, non tanto nella nostra provincia, nella provincia di Udine, ma la maggior parte nella provincia di Pordenone e nel Veneto, nella provincia di Treviso. Un capannone accusano di Zoppola, nel pordenonese, era stato adibito a magazzino per custodire la refurtiva, che poi prendeva altre strade, ben lontane. Principalmente in Romania. Veniva portata, i trattori agricoli abbiamo accertato, venivano smontati, venivano inizialmente nascosti in zone boschive, coperti proprio dalla vegetazione in modo da rimanere là per qualche giorno, dopodiché venivano smontati, caricati su furgoni e portati in Romania. 5 indagati sono finiti in carcere, ma c'è ancora un rumeno ricercato. A 2 dei componenti della banda sono stati invece concessi gli arresti domiciliari.